fischione, ma no, penso di no, vediamo se funzionano i microfoni, ci siamo. Allora, attenzione, ci sono veramente. Allora, signore e signori, posso presentarli? Ladies and gentlemen, diamo il benvenuto qui al salotto ai Pausa Caffè. Grazie, grazie. Allora ragazzi, come dire, in quello che doveva essere il tema comune di stasera, cioè l'autoproduzione, voi sembrereste un po' sfuggire, però in realtà anche no. Adesso ma alla fine, scusa ti interrompo, No, alla fine Siete il portafoglio era il nostro. No, ma infatti, Quindi sembrerebbe di no, voleva essere una specie di anticipazione. Nel senso che comunque voi siete riusciti a pubblicare, io l'ho visto un bel video che insomma adesso poi ce lo farete sentire, non voglio fare troppi spoiler anche se si sa qual è il video, per chi diciamo veramente conosce questi ragazzi da vicino. Il video si chiama come una città nordica, chi lo sa, perché poi adesso ce lo spiegherete, magari avete fatto forse sì, forse no, Interrail, non lo so. Viaggio. Vabbè, comunque era per fare un po' di depistaggio, però anche per mettervi un po' a vostro agio, perché stasera siete in una versione particolarmente, come dire, da sera, diciamo. Io vi ho sentito, siete con tutti gli arrangiamenti pop, invece qua stasera siete quasi in bianco e nero. Adesso riprendo un po'. Sì. L'avete fatto solo per me? Sì, proprio così. Proprio Sì. per pensiero. Quasi solo per te. Sì. Quasi solo per me, e quindi è un'occasione diciamo anche un po' unica di apprezzare quelle che sono invece le vostre canzoni, che sono, direi, proprio quello che è il pop di adesso. Del resto se non lo fate voi che lo deve fare. No, Non è infatti, che- assolutamente Vabbè, sì. allora, con che cosa cominciamo a popparci? Allora proprio da quella, dallo spoiler. Cominciamo a fare, allora posso dire io, allora cominciamo con una canzone di una città che sta molto a nord, una città a noi cara per motivi che vanno diciamo al di là di quelli geografici, sono un po' più la città si chiama Oslo, e signore e signori questo brano si chiama Oslo. Ho baciato il vento stasera solo per credere che ci fossi te, ma un moscerino ha preso il tuo posto ed ora lui convive con me. Mi ha portato fino in Norvegia, proprio dove sarei andato con te, ma invece di gustarmi l'aurora ho baciato il vento ancora. E se non te ne vai dalla mia testa, continuerò a cercarti tra le altre, ma tu resta. E farò finta che non mi interessa, ma in fondo sai, in fondo lo sai, che investirò le renne per venirti a prendere. Mi schianterò contro la chiesa più grande e cercami sull'internet tra i point of interest. Sarò l'ubriaco che ti ha amato per sempre. E ora che è arrivata la sera non so stare solo senza di te. E dimmi cosa c'entra l'aurora se il sole qui tramonta alle 3. E ora che è arrivata la sera, che via d'Oslo non è niente di che, ricordo i tuoi sorrisi migliori e spero fosse solo con me. Investirò le renne per venirti a prendere. Mi schianterò contro la chiesa più grande e cercami sull'internet tra i point of interest. Sarò l'ubriaco che ti ha amato per sempre. E ora che è arrivata la sera non so stare solo senza di te. E ora che è arrivata la sera non so stare ad Oslo senza di te. E ora che è arrivata la sera non so stare solo senza di te. E ora che è arrivata la sera non so stare ad Oslo senza di te. Proverò a riemergere dalle montagne, ma la montagna sono io, non sei tu.
che sei così grande. Paparara, paparapara, paraparara, parararara, paparara, paparapara, paraparara, parararara. Investirò le renne per venirti a prendere, mi schianterò contro la chiesa più grande e cercami sull'internet tra i point of interest. Sarò un ubriaco che ti ha amato per sempre. Grazie, questo era Oslo. Dalla Norvegia per voi. Pausa, caffè. Avete praticamente svestito le renne, ho capito bene. Cioè, Investito. investito Sì, le sì, renne. siamo animalisti Io noi. speravo svestire Ma noi le investiamo sulle renne, cioè non che le renne. investiamo Certo, nel sulle senso renne. capitalistico, anzi Sì, esatto. capitalistico come giustamente qui tra di noi possiamo fare. Questo è un brano così molto, molto pop, molto anche così natalizio. Adesso voi mi direte, ma certo era uscito che era Natale, no? È uscito che era Natale. È uscito dopo Natale. È uscito un infatti. po', vedi? E post Natale, dopo averle investite, giustamente facciamo una canzone per le renne. È chiaro, non ci pensa mai Se nessuno. vi manca il infatti. Natale. Tutti a Natale, e invece la renna dopo, è chiaro. È interessante. L'abbiamo anche mangiata la renna perché siamo andati a Non fare devi dirlo, non devi dirlo. Non è un reale. siamo andati a fare il video ad Oslo. Ah. Infatti se andate a vedere il video su YouTube potrete vedere la città di Oslo in tutto il suo fascino. Quindi siete andati lì, vi siete fatti il video. Abbiamo fatto una vacanzina, Una abbiamo vacanzina. fatto il video, abbiamo mangiato l'hamburger di renna. Di renna. Buono tra l'altro, È veramente. buono. Mamma. Molto buono. Com'è tipo la carne di cavallo? Adesso scusate. È se tipo il metto- cinghiale. Tipo il cinghiale. Tipo il cinghiale. Un po' Un po' così forte. selvaggio. Sì, esatto. Mamma mia, vabbè, abbiamo fatto una parentesi, così adesso non vorrei Cotto e mangiato. il gusto. Quindi vi siete fatti questo bel viaggio. E dici, questa è stata un exploit, nel senso che questo qua, il singolo che è uscito, e state cercando di collezionare una serie di Polaroid, posso dire? Sì, Utilizzare se vogliamo, proprio- sì. La prossima potrebbe essere un paese tropicale, magari. Dici, Magari. lo so, magari. Dipende O anche forse- appunto dalle finanze. Mi venivano in mente i Duran Duran quando hanno fatto il videoclip di Rio, non so se lo No, ma infatti a Preistoria, proposito però, loro sono andati sulla barca, evidentemente. Però vabbè, invece la prossima canzone come si intitola e soprattutto avete delle idee di videoclip su queste canzoni? È già uscita in realtà. È già uscita? Sì. Facciamo un E c'è già il videoclip. io lo sapevo. portati avanti, Io lo sì. sapevo. E questo videoclip dove l'avete girato? Dove abbiamo girato? l'abbiamo girato. Tra le Allora, è il campagne videoclip probabilmente di- più lungo della storia. Mamma mia. Perché è, Sfigati. cioè, non per quanto riguarda il tempo, cioè la durata di questo videoclip, ma per quanto riguarda La durata di ripresa. delle riprese. Cioè, è No, stato- nel senso che anche da quel punto di vista credo ci sia una letteratura. È stato un che inferno. Chiunque abbia lavorato. È stato, ci avete messo molto. sì, Sì. però alla fine siamo soddisfatti. Va bene. Cosa ci avete messo? Un annetto? Cosa avete fatto? Un annetto no, ma Un annetto no. 6 mesi Qualche buoni, metà sì. maggio, poi è uscito a ottobre, quindi. Sì. Magari nel frattempo uno ha Ad aprile cambiato già a riprendevamo. conciatura, Sì, infatti. Sì, ha sì, cambiato sì. ragazze, stili di vita. lui No, si ma è- mai Abitudini più, alimentari mai anche. mai più, bisogna fare delle cose più istantanee. Abbiamo dovuto perdere chili. No, ma immagino, perché poi magari sono quei 6 mesi proprio in cui uno impazzisce. Sì. Allora, e come si intitola questa 6 mesi, diciamo? Si chiama Pausa Caffè, come questa band. Come la band, quindi Sì. diciamo un brano per voi importante. Esatto. Adesso ci gustiamo insieme i Pausa Caffè con Pausa Caffè. Pausa caffè. Soldi non ho. Tempo neanche. La casa è distante, ma un giorno ci andrò. Pausa caffè.
porto con me una sacca pesante che dentro contiene soltanto caffè. Ya diciamo? Vai. Tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu tu turururu. La mia testa vaga e fa tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. Mi sveglio in questa landa desolata ed anche fredda, che chiamate terra ma di verde neanche l'ombra. Abitati corvi, tutti curvi in calzamaglia, con la giacca nera anche se oggi ci si squaglia. E guarda il tempo com'è bello e si sta bene fuori, eppure sono tutti chiusi tra mura senza colori. I pochi che resistono alla temperatura stanno a testa bassa e non cambiano mai l'andatura. E ad un certo punto uno mi fa: scusi se si sposta, passerei di qua. Io gli dico certo, ma prima beva di sta tazza un sorso. E tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. La sua testa vaga e fa tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. Ed ora sto pennuto, non la smette di danzare, come un coriandolo in aria a carnevale. Cerca la sua droga dalla sacca alle mie spalle, cresta da galletto e chicchiricchi nelle tasche. Ed insegna a tutti ora come si fa, ma la gente è scettica e dubita, sparge qualche seme giù per la città. Da lontano un inno si innalza e tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. E ora il mondo vaga e fa tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. E apro gli occhi davvero, torno alla realtà. Sopra il mio tavolino niente traccia autentica di quel bel posticino, vero solo a metà. E chiedo al mio vicino se mi riaccompagna, ma lui dice che sono un po' strano e poi non ha molti soldi per volare su. Ma il biglietto c'è ed è il caffè che hai, ma un paio d'ali ce le metti. Se ci date una mano con le mani, facciamo qualcosa assieme. Ok, sul tempo ci siamo. Se unite anche le vocine sarebbe fighissimo. Proprio facile, fa così, questi due qua. Sì. È facile, ragazzi. E ora il mondo vaga e fa tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. E il salotto vaga e fa tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. Il salotto vaga e fa tu 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 turururu, tu 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 turururu, tu 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 turururu. E ora il mondo vaga. Grazie. Ma bellissima cosa da rapper che avete fatto anche così con la dedica durante il pezzo. Vabbè, ma ci stava, Beh, sì. pezzone comunque effettivamente un pezzo denso, cioè mi fa già riflettere questa cosa della pausa caffè, che in effetti è rimasto l'unico, cioè, momento di libertà disponibile per tutti, cioè, Proprio per così. caffè, insomma, Bravo. L'hai quello è capito? sempre. L'hai capito? Bravissimo. Di solito Un applauso, Io grazie. ci tenevo a fare questa cosa qua perché è bello esporsi, perché noi siamo delle cavie qua per gli artisti, dobbiamo esporci, far sentire il nostro feedback, perché sennò loro poi fanno solo cazzate, capito? E quindi bisogna dargli un po' una cosa, e quindi io vi capisco. Però è vero, questa cosa qua sono d'accordo, ed è proprio anche un po'
come dire, sono tempi un po' amari, non so se lo pigliate dolce, amaro, come lo prendete? Io macchiato io perché una mano. Zucchero e latte. Vabbè, No, vabbè, ma davvero complimenti per aver colto il senso. grazie, Cioè, grazie. perché di solito c'è sempre lui che fa un faccio un di monologo 5 durante minuti, pausa, sì, 5 sì, minuti, lui. spiego. prima di questo Ma pezzo, questa questi sera c'è il troll presentatore, qui, lì che stai, infatti, quello, è infatti, comoda come cosa, ma dice, ma quello c'è il presentatore, le presenta lui, ma io purtroppo non posso presentare come insomma, potrete farlo voi la prossima canzone, perché non so chiaramente di cosa si tratta, qui andiamo un po' alla cieca, non so se è un brano che è già esistito, l'avete scritto, vi siete sciolti poi, oppure un brano che non è mai stato suonato dal vivo. Allora, è un brano che è presente nello scorso EP, Ballo di fine album, che c'è anche su Spotify, si chiama Cesare. È Che molto non è, in- che non è? che non è un imperatore. Bravo. Perché ogni volta sbaglio dico Cesare era un imperatore, non era Neanche un imperatore. Cremolino. Non era Quindi se ancora. vuoi non è un imperatore. Non Cesare. era l'imperatore, non era. Oh sì, vabbè, comunque. Chi lo sa? Non so, Direi adesso di non no. so, c'è però effettivamente l'imperatore è quello dopo, poi arriva Augusto e quello fa l'imperatore, esatto, da lì esatto. poi sono tutti imperatori, infatti noi che siamo Augusta Taurinorum lo ricordiamo. Vedi, per quello che dico che è l'imperatore. E ricordiamo anche il lab che ci ospita, che è il nostro un po' Augusto Taurinorum, che capito ci tiene qua. Sì. E quindi va bene, e quindi ci sono dei riferimenti classici, di epica classica in questo Ma brano? no, solamente una frase che solitamente si abbina a Cesare. Il dado non è vero, non è quella. Insomma, Vabbè, dopo il ascoltiamo. caffè, se parli del dado, questo è un disco culinario a questo punto. Vabbè. Il No, caffè di Renna poi. Sì, il caffè infatti. di Rennes, insomma, no. E Cesare, quindi questo è un viaggio forse nel tempo, lo scopriremo. Forse dentro di sé, dentro ognuno di noi. È un po' intima come canzone. Infatti è già la voce che trema. È una canzone apollinea, diciamo, rivolta. Va bene. E allora facciamoci questo viaggio dentro di noi, lo scopriremo nei prossimi 3 minuti insieme a Pausa Caffè. Percorrendo le lacrime, sconfiggendo i miei demoni, sottolineo le pagine, scavalcando i miei limiti, ricompongo le favole e tengo a terra le nuvole e ridò sempre a Cesare tutto quello che Cesare ha, per non fottere nessuno, perché nessuno sono io, perché nessuno è come me, è come me. E adesso voglio restare su quel foglio, bagnare con l'inchiostro un pezzo del mio mondo che non trova il proprio posto e non posso stare fermo. Ho bisogno del mio inferno, di una tregua e di una strega. Ma scappare è più facile, molliamo tutto e andiamo via, col disordine fragile, stabiliamo la retta via, ma poi crollano i muri dei castelli di sabbia, costruiti da piccoli, sopra un filo di rabbia, per non fottere nessuno, perché nessuno sono io, perché nessuno è come me, è come. E adesso voglio restare su quel foglio, bagnare con l'inchiostro un pezzo del mio mondo che non trova il proprio posto e non posso stare fermo. Ho bisogno del mio inferno, di una tregua, di una strega, perché
scrivere su quel foglio, bagnare con l'inchiostro un pezzo del mio mondo che non trova il proprio posto. Ma scappare più facile, percorrendo le lacrime, ricompongo le favole, tengo a terra le nuvole. Grazie. Dai. Ma c'è qualcuno qua tra di voi che ha studiato, perché questo testo è abbastanza Escher, capito? No, io pensavo fosse un imperatore, quindi figurati. No, nel senso che questa qua non voglio fottere nessuno, trick e track sono tutti, sono io, adesso non me le conosco, però è abbastanza Escher, che uno entra e dice ma come, eravamo entrati, c'è solo una scala, poi finisce che sono tutte scale. Comunque, bravi, questo era il pezzo appunto Cesare, date a Cesare, insomma era questo il riferimento, sì. la frase, lo diciamo perché il poi ci pezzo saranno molti finale. premi a fine, insomma per chi qua anche diventerà come l'eredità il prossimo anno. Le domande, adesso dobbiamo solo trovare molti premi, le domande ci sono, molti premi. Allora, con che brano invece volete dare l'arrivederci a stavolta? Perché insomma noi speriamo di riavervi presto qui con noi. E quel brano, come avete detto, un po' progressive, quello un po' con l'intro? No? No, quello con l'intro era Caffè. Quello- Perché aveva l'intro in cui lui avete di fatto solito fa il spaventare, c'è un monologo. pezzo con l'intro, ho detto, No. erano E magari 4-8 misure. adesso vi salutiamo con un pezzo un po' più allegro. Allegro dal punto di vista musicale, che però in realtà nasconde. Noi non siamo mai allegri, quindi... È una lui finta. è una persona un po' triste. non si dice così. Una Saudaci, Bravo, una Saudaci, quindi diciamo un pezzo equivoco, viviamocelo un po' come... Ma sì, va. Sì, Sì, diciamo equivoco. dai. Infatti si voci chiama qua. Solita Routine. Solita routine. È già depresso il titolo. Solita Dipende di che routine si tratta. No, infatti. perché- Però a libera interpretazione. C'è gente routine che ce l'avesse ancora. Va bene, solita routine, ladies and gentlemen, sono in pausa caffè. Grazie. Sha-la-la-ia. Sha-la-la-la-la-la-la. Io ho cercato di non cogliere il segnale, magari si è sbagliata, chi lo sa. Forse deve solo respirare, in fondo ha pure l'università. Se, ma dai a chi la voglio dare a bere, lei non mi vuole, si sa già, io lo so. Mi dice ho bisogno del tuo amore, ma sono preoccupata per l'età. Ma da domani solita routine, da domani torno a far così. Dei miei piani il capo sono io, e da domani e ti dico addio. Cara mia, smetti di pensare a che direbbe chi ti giudica, perché chi è un esperto a criticare è colui che niente attorno ha. Ma da domani solita routine, da domani torno a far così. Dei miei piani il capo sono io, e da domani e ti dico addio. Da domani non c'è un domani, se non rimani, e ti dico addio. Ma da domani solita routine, da domani torno a far così. Dei miei piani il capo sono io, e da domani e
dico addio. Ciao a tutti ragazzi. Grazie. Bravi voi. Noi siamo in Pausa Caffè. Ci trovate su tutti i social come Pausa Caffè Live. Dico caffè perché Scritto Live. Live. E senza l'accento, è difficilissimo. Pausa Caffè vi Live. tratta come asini, ma sicuramente non siete degli asini, sapete come si scrive Pausa Caffè Live. Però... Senza accento bravo. no. Dai, vabbè, su. No, Forza. no, è importante. No, che no, ci dai, provano, un po' di ragazzi. rispetto per le Pausa, persone. caffè live, pausa, Vogliamo fare il caffè prossimo live. video Kai Con Karai? 2F però è caffè, mi raccomando. Sì, Con sì, 2F due F. caffè, non è Con due, no, sì, certo, sì, mica siamo- a questo punto, togliamo tutti quanti i dubbi. Va bene ragazzi, veramente grazie mille. Ma grazie un a te. grosso Grazie a in bocca te, al grazie a lupo. tutti voi. Speriamo di risentirvi presto, magari pure con un altro videoclip, però anche Gesù le canzoni sono Prossimamente, veramente sicuramente. bellissime. Noi adesso facciamo una pausa, non sarà una pausa caffè, ma sarà una pausa che ci permetterà di arrivare all'ultimo live set, diciamo live act di questa sera. Arriveranno gli Ambaradan. A fra poco.